I fanghi termali come cura integrativa alle classiche terapie per pazienti con disabilità ortopedica, neurologica e oncologica. Al via un progetto di ricerca della Cattedra di Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Università di Padova, coordinato dal professor Stefano Masiero. Obiettivo principale dello studio è definire nuove terapie di riabilitazione in ambiente termale che si affianchino a quelle tradizionali. Destinatari: pazienti post-Covid o sofferenti di osteoartrosi o per le conseguenze di una mastectomia. La malattia è un evento nella vita di una persona che si esaurisce in fase acuta, ma poi ha bisogno di un ritorno al pieno benessere. Nel pieno benessere le cure termali, come sappiamo, sono un contributo importante, è un ambito nel quale noi inseriamo scienza, e scienza di grande valore, in cura, nella possibilità di avere nuove terapie. La medicina termale è una disciplina medica classificata dall'OMS come complementare e integrativa, che sfrutta metodi naturali per il trattamento e la prevenzione di varie condizioni patologiche. Nel nostro territorio questo studio può diventare una opportunità in un momento non facile per le terme euganee. È un territorio che la salute ce l'ha nel suo DNA da sempre e l'obiettivo è proprio quello di integrare e far conoscere le capacità non solo curative ma anche preventive del nostro prodotto fangoterapico, che ha un brevetto europeo unico nel suo genere e che merita di essere conosciuto. Il progetto di ricerca si svilupperà in 3 anni. Il suo costo, 471.000 euro, sarà sostenuto da Università di Padova, Fondazione Cariparo, Fondazione per la ricerca scientifica termale, dal Centro Studi Termali Veneto Pietro d'Abano e dal Comune di Abano Terme.